Ciao a tutti, eccoci alla seconda puntata dei nostri webinar. Vediamo se è partita. Sì, mi sembra di sì. Come al solito, comunicatemi per favore se sentite, vedete l'audio, se è tutto ok. Prima di iniziare, alcune raccomandazioni. Allora, ieri alcune persone hanno fatto presente che le slide sono troppo piccole. Allora, per leggere le slide, cliccate sul video e mettetelo a schermo intero, a pagina intera, perché se lasciate ovviamente piccolino nell'anteprima della feed di Facebook, chiaramente non riuscite a leggere le slide. Bene, allora, come... Scusate, perché- scusate che rimetto le slide dall'inizio. Eccoci qua. Il concetto di sacro. Quindi oggi approfondiamo ancora un po' di più questo concetto di sacro che abbiamo già iniziato a introdurre nella prima puntata di ieri. Prima di continuare a parlare di questo, vorrei però fare una premessa. Chiaramente stiamo parlando di un concetto, come vi dicevo anche nel post che ho messo stamattina, un concetto che è abbastanza sfuggente, che come abbiamo detto ieri, oggi c'è difficile comprendere perché è in gran parte abbastanza fuori dalla nostra realtà quotidiana e soprattutto nell'ultimo secolo, potremmo dire in modo più definitivo, ma già dall'affermarsi del cristianesimo in poi, si è attuata una sorta di rottura, no? Rispetto a come veniva inteso il sacro invece nel mondo antico. È per questo che oggi ci viene così difficile comprendere come veniva percepito il sacro nell'antichità. Però se non facciamo questo sforzo e continuiamo a considerarlo secondo la nostra ottica deformata dalla nostra cultura e società, allora, come vi dicevo ieri, capire qualcosa di quello che erano gli antichi rituali, gli antichi culti, l'antico modo di approcciarsi al sacro che possiamo, per esempio, di cui possiamo ritrovare testimonianze proprio tramite la documentazione archeologica, chiaramente è molto molto difficile. Invece, se facciamo questo piccolo sforzo, sicuramente riusciremo a, diciamo, entrarci un po' più dentro, ecco, sentirlo come qualcosa di più familiare e capirne maggiormente le logiche. Allora, un'altra raccomandazione, se per caso vi si blocca il video mentre appunto durante la trasmissione, può essere un problema di connessione sia mia che vostra, quindi vi prego di riaggiornare la pagina oppure se si mette in pausa da solo, schiacciare il tasto play, ecco, per esempio come mi è successo adesso a me nell'altro PC, quindi non riesco a vedere in quanti siete collegati e in quanti state commentando. Adesso datemi un secondo così me lo apro. Ok, perfetto, si vede, si sente bene. Me lo apro anch'io grande così riesco anche a vedere un pochino meglio i vostri commenti. Ok, vi ricordo anche di fare le domande anche nel frattempo e poi se riusciamo a rispondere bene rispondiamo stasera, altrimenti risponderò domani. Questo anche per chi chiaramente vede il video dopo che la diretta è finita. Quindi a questo proposito vi ricordo che i video rimangono tutti quanti disponibili anche dopo. Bene, quindi andiamo avanti e vediamo le differenze nell'uso della parola sacro. Ecco, quello che vi dicevo prima, nella nostra cultura diciamo che è inflazionato l'uso della parola sacro sacra quasi esclusivamente come aggettivo, mentre il sacro come sostantivo facciamo veramente fatica a comprenderlo.
Quindi come aggettivo chiaramente denota una qualità. E io vi chiedo una qualità intrinseca o estrinseca? E qua vi ho messo 3 esempi di come oggi noi utilizziamo questo aggettivo. Quindi, per esempio, arte sacra, la vacca sacra dell'India, in India, sapete che le vacche sono considerate sacre, oppure un pozzo sacro, ok? Quindi 3 ambiti totalmente diversi. Vediamo che nel primo caso l'arte è appunto qualificata come sacra perché ritrae un soggetto religioso. Ok, quindi vediamo che comunque nella nostra cultura c'è questo legame tra sacro e religioso, come stavamo accennando ieri. Chiaramente non fraintendetemi, non è che voglio dire che sacro e religioso sono 2 cose totalmente separate, non è questo discorso, ovviamente sono 2 cose collegate, ma non sono completamente sovrapponibili, come dicevamo ieri, mentre oggi, soprattutto nel nostro ambito culturale cristiano, tendiamo spesso a fare una sovrapposizione netta, poi vedremo anche perché. Anche se, come appunto dimostra questa slide, noi utilizziamo con molta più frequenza l'aggettivo, mentre invece se dovessi chiedere quando parlo di queste cose dal vivo, normalmente faccio proprio la domanda alle persone, ma adesso chiaramente non potete rispondere, se volete potete rispondere nei commenti. Vi chiedo proprio cosa è per voi il sacro. Ok, così mentre ci pensate anticipiamo quello che diremo fra poco. Scusate se sto facendo un po' di giri intorno. Ecco, quindi in questo caso arte sacra perché si parla di un soggetto religioso. Notate bene che al di là di questa qualificazione, per esempio, dell'arte sacra o di altre cose per cui la parola sacro viene usata comunque come aggettivo, nella religione cristiana invece normalmente il termine sacro si usa molto molto poco. Ok, poi andiamo al pozzo sacro. Perché lo chiamiamo così? Lo chiamiamo così perché chiaramente, come vi dicevo ieri, abbiamo testimonianze che vi si svolgevano attività legate al culto e quindi lo denotiamo in questo modo. Pozzo sacro, per cui ancora una volta un qualcosa che facciamo nella nostra cultura, cioè collegare il sacro alla religione, lo proiettiamo anche nella descrizione di un monumento antico. Non che sia sbagliato chiamarlo pozzo sacro, però diciamo che se volessimo rintracciare il perché si è usata questa definizione, penso che sia abbastanza corretto appunto dire questo, ovvero un tipo di pozzo che nella cultura nuragica si è visto che era anche un tempio e quindi gli è stato dato questo nome, pozzo sacro. Invece, per quanto riguarda la mucca, nell'India la sacralità cosa significa? Significa che queste mucche sono intoccabili, inviolabili, vanno come dire, rispettate assolutamente, non si possono toccare. Appartengono alla divinità, appartengono al divino, al sacro. Quindi, anche se per esempio nella nostra cultura questo ci può sembrare molto strano, però qua introduciamo anche un altro elemento, ovvero quello che il sacro è legato anche a un concetto di inviolabilità, pena appunto commettere un sacrilegio, quindi un atto assolutamente contro ogni legge. Ok? Quindi, tra l'altro, questa immagine della vacca sacra dell'India mi permette anche di fare un altro collegamento. Ehm,
penso che oggigiorno, se vogliamo capire un pochino meglio il sacro nel mondo antico, dobbiamo rivolgerci proprio a quelle culture, a quelle cosiddette religioni che sono diverse dalle cosiddette religioni rivelate o monoteistiche, ovvero quelle religioni che hanno mantenuto più delle altre l'impronta antica, ovvero oggigiorno ce ne sono comunque rimaste abbastanza. L'induismo in primis, ma anche diciamo le credenze cosiddette animiste per esempio dei nativi americani, sia o degli aborigeni australiani, ok? Quindi sicuramente questo tipo di culture hanno un rapporto con il sacro molto più simile a quello che erano le culture antiche, piuttosto che invece religioni come possono essere il cristianesimo oppure l'Islam o la religione ebraica. Mm. Spero che vi sia abbastanza chiaro fin qua. Chiaramente, come vi dicevo anche all'inizio, non sono cose semplici di cui parlare. Se farete una ricerca su internet su questo termine, troverete di tutto di più e anche descrizioni molto contraddittorie. Chiaramente, cioè, io sono l'ultima arrivata, nel senso che ne stiamo parlando insieme. Io, come dicevo ieri, sono un'archeologa, ma di queste cose se ne sono occupati ovviamente filosofi, storici delle religioni, teologi, per cui non c'è una definizione, una visione univoca, ma come vi dicevo, se vogliamo cercare di penetrare a questo mondo bisogna fare un piccolo sforzo di riflessione e quindi ci stiamo provando, ok? Senza nessuna pretesa di dare ovviamente risposte assolute. Bene, allora leggo un attimino i commenti e poi proseguiamo con la prossima slide. Devo procurare un mouse un pochino più decente per l'altro computer. Ok. Ok, dopo leggiamo anche le definizioni che avete dato, se ne volete scrivere altre di quello che è per voi il sacro, prego, scatenatevi nei commenti. Andiamo avanti e passiamo invece al sacro come sostantivo. Scusate, ma qua diciamo non ho trovato un'immagine che potesse esprimere tutto questo, quindi non ho messo immagini. Innanzitutto, la parola italiana sacro viene dal latino sacer, che denota qualcosa che è riservato, appartenente al divino, intoccabile e inviolabile, un qualcosa che si separa nettamente da quello che è il mondo degli uomini, ma allo stesso tempo è collegato ad esso. Il sacro quindi spesso viene anche delimitato e questa delimitazione è però un qualcosa che viene fatta dall'uomo, ok? Per cercare di creare un confine tra ciò che è sacro e ciò che è profano. A noi chiaramente viene più facile comprendere i concetti, soprattutto quando si tratta di concetti così sfuggenti, se abbiamo degli opposti da contrapporre. Quindi in questo caso tutti quanti sanno che sacro si contrappone a profano. Proprio la parola italiana profano, chiaramente anche questa viene dal latino e significa proprio oltre lo spazio sacro, oltre lo spazio consacrato. Ok, quindi il profano sarebbe quello che riguarda la realtà ordinaria dell'uomo, mentre il sacro è qualcosa di delimitato e separato, seppur in contatto. E infatti anche il sacro è anche trascendente rispetto alla realtà materiale. Ma in realtà non è
non è separata da essa, è come se la realtà materiale fosse in qualche modo un esito, un riflesso di quella che è la realtà trascendente. Ok, questo nella visione di molte tradizioni antiche che hanno esplicitato maggiormente questa cosa. Ad esempio, nell'induismo la realtà materiale è vista come una sorta di illusione, no? Avrete sentito parlare del famoso velo di Maya e dell'illusione. Questo perché è come se la realtà manifesta fosse semplicemente una proiezione, un esito di quella che è la vera realtà, cioè la realtà trascendente, la realtà spirituale. Questo ovviamente in questo tipo di visione. Ovviamente non possiamo generalizzare a spada tratta e dire che questo vale per qualsiasi cultura antica, ok? Chiariamo questo, però sicuramente un concetto di questo tipo ci permette di avvicinarci maggiormente, come vi dicevo all'inizio, a quello che era il sentire antico. Vi dicevo prima anche che anticamente non esisteva una parola per definire la religione o per definire i sacerdoti, cioè nelle lingue antiche e fino al cristianesimo praticamente noi non abbiamo una parola che definisce il fenomeno religioso in sé. E questo perché quello che noi oggi chiamiamo religione era in realtà una qualità, un aspetto fondamentale della società stessa, del modo di vivere stesso e dell'approcciarsi con la realtà e con la comunità, con il mondo naturale e così via. Ok? Quindi vi invito a riflettere su questo. Nel momento in cui si è sentita l'esigenza di creare una parola apposita per separare, definire ciò che compete alla religione e ciò che compete al mondo che oggi chiamiamo laico, secolare, allora c'è un'ulteriore astrazione e un'ulteriore separazione. Ok? Infatti è proprio questo che ci rende difficile capire come il sacro pervadeva la vita quotidiana anticamente, perché ovviamente noi viviamo in una società dove tutto ciò che è religioso e tutto ciò che è laico sono completamente separati e quasi non comunicano fra loro. Anche, questo processo chiaramente è un processo molto lungo che si è protratto per secoli fino ad arrivare all'esito odierno in cui in realtà diciamo la religione, anche se tutt'oggi ovviamente come tutti sappiamo conserva un certo potere, però è anche vero che tantissime persone oggi vivono totalmente estranee, ok, rispetto a quella che è la religione, per esempio, istituzionale, anche se poi ne subiscono in qualche modo il condizionamento culturale. Ora non c'è bisogno che vi faccia l'esempio di tutte le persone che per esempio si sposano in chiesa senza essere credenti oppure e quindi in questo senso subiscono questo condizionamento che è diciamo storico-culturale, ok, della nostra cultura e società nel suo esito odierno, pur non sentendo quella cosa dentro di sé in modo autentico, ok? Quindi questo è, diciamo, l'esito ulteriore della separazione che ci fa prevedere che magari fra non so quanti anni la religione così come la conosciamo oggi non esisterà più, perché in questo senso la possiamo considerare come un fenomeno storico che comunque si andrà pian piano ad esaurire, perché è come se fosse già iniziato da parecchio tempo tutto un processo di decadimento dal fenomeno originario, ok, che l'ha generato. Scusate, è un po' complicato, spero di essere chiara e come al solito, se volete chiarimenti,
proverò a rispondere alle vostre domande anche quando sono magari domande più da teologi rispetto a quello che vi posso rispondere io, ok? Bene, quindi abbiamo ulteriormente sviscerato questi aspetti legati al sacro come un qualcosa di esistente indipendentemente dall'uomo sicuramente e che permea tutta la realtà. E qua chiaramente andiamo, scusate, allora il sacro nel cristianesimo, l'avrò dette già queste cose, tranne l'ultimo concetto. Coincide in ultima analisi con Dio stesso e con la religione in senso lato. Ecco, questo è importante. Come vi dicevo prima, è difficile trovare nel cristianesimo, anzi, non troviamo proprio l'uso del sostantivo sacro. Usiamo invece la parola santo, che rispetto a sacro si pone in una dialettica un pochino complessa, perché le due cose, sacro e santo, non sono sinonime. Ok? Mentre sacro riguarda, come dire, eh, una realtà indipendente e in qualche modo immutabile, ok? Invece santo è un qualcosa che è legata all'azione umana del sancire, ok? Quindi da questo, quindi dal definire qualcosa, quindi definire per esempio uno spazio che appartiene al sacro e sancire quello spazio. Quindi da questo verbo poi deriva il termine santo che oggi nel nostro ambito socioculturale e religioso di cultura cristiana è anche usato quasi come un sinonimo, anche se appunto, come vi dicevo, avendo un'origine diversa, ha anche una sfumatura diversa. Quindi diciamo che quello che nelle culture antiche era il sacro, nella cultura cristiana è Dio, potremmo dire. Quello che nella cultura cristiana si intende con il concetto di Dio, Dio Padre, ok? Dio in forma assoluta. Solo che, come dicevamo anche ieri, gli antichi rappresentavano poi questo sacro in tutte le sue sfumature che loro potevano riconoscere in ciò che era manifesto nel mondo sensibile e quindi dandogli per esempio delle personificazioni che servivano non tanto a credere che ci fosse un Dio di forma simile all'umano che sovrintendeva una determinata cosa, ma proprio a personificare quell'aspetto sovrumano che loro riconoscevano nel mondo della natura, ok? Nel mondo sensibile. Non so se è chiaro questo concetto. Come vi dicevo ieri, noi veniamo da una formazione scolastica, tutti quanti, che ci ha inculcato tutta una serie di stereotipi errati sul mondo antico, in particolare sulle età più antiche, per cui siamo portati, volenti o nolenti, a pensare alle religioni antiche come delle superstizioni, come un modo primitivo di intendere la spiritualità. Invece io penso che più che primitivo fosse un modo più autentico, più immediato, più rispondente alla realtà delle cose, piuttosto che un modo molto speculativo come invece nella nostra società. Ok? Vi faccio un esempio. Spesso no, si sentono delle battute per dire che noi oggi siamo molto evoluti. Tipo la battuta può essere: ah, oggi non crediamo più al dio fulmine, però facciamo questo e quest'altro, oppure oggi non facciamo più la danza della pioggia,
però non abbiamo ancora capito che, ok? Quindi in qualche modo, come dire, anche se siamo più evoluti di quei primitivi che erano così stupidi da credere nel dio fulmine, però ancora bla bla bla, ok? Oppure battute tipo, ah no, ma oggi non siamo più a quei livelli, ok? Ecco, tutto questo tipo di cultura che ci viene quasi spontanea è quella che ieri abbiamo chiamato pregiudizio, ok? Pregiudizio e stereotipi che ci sono stati inculcati dalla scuola. Ora, per farvi capire meglio quello che vi volevo dire poco fa, non dobbiamo pensare, cioè non dobbiamo, scusate questo termine è un po' perentorio, però per capirci, se noi pensiamo che gli antichi fossero primitivi perché veneravano il dio fulmine, non stiamo capendo che cosa rappresentava il dio fulmine, ok? Cioè, non è che loro pensassero che ci fosse un omino lì che lanciava i fulmini contro chi non si era comportato bene. Non è questo il discorso. Loro semplicemente osservavano la natura, osservavano quei fenomeni naturali su cui non potevano avere nessun tipo di potere e semplicemente si dovevano limitare a subirli oppure a modificare i propri comportamenti in modo da poter essere in regola, potremmo dire, o comunque a non essere danneggiati da certe leggi della natura, possiamo proprio definire in questo modo. Quindi loro, notando queste cose, le rappresentavano in un determinato modo, che poteva avere una personificazione divina, convenzionale, ok? E facevano determinate azioni rituali che secondo loro ovviamente li metteva in relazione con questo tipo di eventi, di fenomeni e anche in una posizione di legalità, potremmo dire, ovvero in una posizione di rispetto, ovvero, come altro ve lo posso dire, non in modo, tutti quanti che hanno fatto epica o letteratura greca, eccetera, sicuramente si ricordano il concetto greco di ibris, ok? La cosiddetta che viene tradotto in italiano con tracottanza, ovvero quando l'uomo si vuole ergere al di sopra della divinità o comunque diciamo che non voglio che sconfina rispetto a quello che è il suo posto. Ok? Quindi quando fa questo, chiaramente poi l'uomo viene punito. Ma non ci dobbiamo immaginare che loro pensassero che c'erano gli dei cattivi che lo punivano perché non aveva fatto il bravo bambino. Non è così. Semplicemente gli dei personificano delle leggi immutabili della natura. È chiaro che se l'uomo va contro la natura ne subisce le conseguenze. Questo detto in soldoni. E vi invito a riflettere su quello che sta succedendo oggi. Non parlo del virus in questo caso, ma parlo dei cambiamenti climatici. L'uomo, ovviamente, come tutti sanno, negli ultimi periodi, nell'ultimo secolo, ha preso sempre più la tangente rispetto a quelle che sono le leggi della natura e chiaramente la natura li si ritorcerà contro perché noi facciamo parte della natura stessa, quindi non possiamo essere appunto come un virus, scusatemi la metafora, nei confronti del pianeta Terra, ma dobbiamo cooperare col pianeta Terra, ok? Quindi, ecco, questo per farvi capire un po' qual era il concetto antico del onorare le divinità, semplicemente attenersi a quelle che erano le leggi della natura e cercare il più possibile di copiare e di riprodurre il modello naturale nei propri comportamenti. Ok, questo spero che sia abbastanza chiaro.
Questa è la definizione che abbiamo visto anche ieri di Mircea Eliade, famoso storico delle religioni, che ve la rilego anche per chi non c'era ieri e anche per chi c'era comunque alla luce di quello che abbiamo detto fino adesso. Il sacro presenta per le culture arcaiche ciò che costituisce il fondamento di ogni tipo di realtà, a tal segno da essere considerato la vera realtà. Ok? La vera realtà rispetto a ciò che è invece la manifestazione che noi possiamo vivere nel nostro quotidiano. Bene, questo vabbè ve l'ho detto prima, scusate se non seguo sempre l'ordine delle slide perché mi lascio andare da un discorso all'altro, ci sarebbe talmente tanto da dire che chiaramente è sempre difficile seguire un filo ordinato. E concludiamo che non voglio sforare anche oggi di un quarto d'ora come ieri, devo cercare di stare nella mezz'ora. Un termine molto importante relativo al sacro è il sacrificio. E questo è molto importante anche in relazione a ciò che noi possiamo riscontrare nelle testimonianze archeologiche e di cui vi parlerò nei prossimi giorni. Sacrificio significa rendere sacro. Cosa vuol dire rendere sacro qualcosa? Vuol dire che io non lo uso più quel qualcosa, non me ne giovo più, ma lo offro completamente alla divinità. Quindi, per esempio, non è detto che deve essere per forza un sacrificio animale cruento, ma sicuramente il sacrificio animale è quello che più di ogni altro ci fa capire questo concetto in modo chiaro. Cioè l'animale viene sacrificato, offerto alla divinità. E quindi con la morte non appartiene più a questo mondo, ma appartiene al mondo del divino. C'erano poi, di questo parleremo nei prossimi giorni, ovviamente da cultura a cultura ci sono miliardi di modalità di espletare i sacrifici, ma tutti hanno in comune questo, qualcosa che è sacrificato, viene donato, è un'azione rituale che permette di rendere sacro qualcosa, ovvero di renderlo appartenente al divino. Questa azione deve essere compiuta da un sacerdote, anche questa è una parola che chiaramente viene da sacer, quindi il sacerdote è colui che fa il sacro. Bene, con questa definizione chiudiamo qui per adesso. Controllo un attimo se c'è qualche domanda veloce a cui posso rispondere adesso. Vediamo un pochino se riesco a leggere i commenti. Ok. Allora. Oggi si va dal santo di turno per far cessare il virus. Sì, non volevo fare battute rispetto a delle dichiarazioni pubbliche fatte dai nostri personaggi politici. Tutti quanti le abbiamo sentite, quindi non c'è bisogno di commentarle. Ok. Sì, Rudy Toffetti mi dice, ricordiamoci che il sacro significa separato da, non so se hai visto tutta quanta la diretta, però mi sembra di averlo detto proprio all'inizio, che il sacro è separato dal mondo degli uomini. Vabbè, ho messo dal mondo degli uomini per chiarire un pochino meglio. È opposto a profano, che anche profano significa proprio fuori dal luogo consacrato, quindi comunque si denota sempre questa idea della separazione. Vediamo se ci sono domande. Allora. No, niente domande. Vi ho scioccato con questi discorsi, spero di no. Ok, bene.
Bene ragazzi, non vedo domande, per chi guarda il video dopo vi invito comunque a farle nei commenti e vi risponderò domani. Quindi per oggi chiudiamo qua e ci vediamo appunto domani. Ciao a tutti e grazie mille di essere stati qui. Ciao!